Buonasera a tutte e a tutti. Un piacere personale d'accogliervi qui stasera in Ajaccio per parlare e per trattare di due personaggi importantissimi per la nostra storia e di sicuro un piacere per gli Ajacini che sono venuti qui stasera numerosi da ascoltarvi. Sono 300 anni di Paoli, ma è molta fortuna essendo eletti qui di festeggiare 200 anni e poi 250 anni di morte di Napoleone. Dunque, so che avete scritto, monda, pensato a questi due personaggi storici e è un piacere per noi di accogliervi e di accogliere di noi la nostra storia per un momento con voi e sarete sempre benvenuti in di noi qui in Ajaccio, in di voi in Ajaccio, posto che vi sentite a metà qualche minuto fa quando eravamo insieme. Buonasera a tutti e vi ringrazio di vostra presenza. Vi ringrazio assai, caro Cristofano Mondoloni, cari tutti, ringrazio Omere di Agida, ringrazio gli eletti sono presenti a visto di noi, Cristel Combet e altri. Vi ringrazio assai, sono assai felice di vedere certi visi conosciuti, che ho conosciuto quando sono stato 2 anni a Iacino, è un pezzo, ma veramente 2 anni che ho passato qui, era un incanto, francamente, come Bastiaccio so io. Sono stato accolto veramente di una maniera magnifica e sono veramente contento di buttare qui a vedervi. Ringrazio di nuovo a Stefano Conca e alla gente che hanno lavorato, gente di municipalità che hanno lavorato in questa affare. Sono assai contento, vi ringrazio, veramente felice di seguire. Voilà. Dunque, allora, questa questione qui è importante per Pasquale Paoli, la rivoluzione di Corsica, o è rivoluzione di Corsica, certi dicono, e poi Napoleone, bella sicura, siamo in Ajaccio. Dunque, e poi anche quando non siamo mica in Ajaccio, parliamo di Napoleone. Allora, durante anni e anni parlavano di Paoli come di qualche sia che aveva messo in pratica le di lumi. E poi si pensava, i lumi francesi, si parlava di Montesquieu, la spiccanza di potere, tutto questo. E finalmente oggi lavoriamo in una cosa di più importante per noi. Non è mica Paoli unicamente quello che ha messo in pratica gli di lumi, ma Paoli e i corsi di Lebiga del XVIII secolo hanno portato una contribuzione importante alla storia delle politiche. E dunque c'è bella sicura la pratica istituzionale, lo Stato paolino, bella sicura, ma tutto questo si sapeva e si diceva. Ma ciò non si diceva mica troppo di che c'è stata una contribuzione dottrinale, teorica, che ha fatto avanzare la storia delle idee politiche. Allora, sapete che a parte da 1729 c'è una rivolta che ha diventato una rivoluzione, dunque la rivoluzione o rivoluzione di Corsica. Dunque, quelli di Lebiga hanno essere obbligati di giustificare la sua rivolta, perché non era mica facile, comunque è un piccolo popolo così che decide di va finalmente di rivoltarsi contro la dominazione di Genova, una repubblica, dunque un Stato che era importante, e a un'epica che finalmente a regola dire a legge di diritto divino, dunque che vuol dire che di rivoltarsi contro i dirigenti, il principe, il re e anche una repubblica, rivoltarsi contro i dirigenti politici era ad una certa maniera rivoltarsi contro Dio.
Dunque era un grosso problema per i rivoluzionari che hanno iniziato questa rivoluzione. Dunque cosa hanno fatto? Hanno cercato una giustificazione e poi c'è un bello libro, si chiama Giustificazione, durante lo Stato di Paoli, che è stato scritto da Salvini. Dunque, la giustificazione comincia assai innanzi, a parte dal principio di rivoluzione, a parte di 31, a consulta di ideologici durezza. Dunque, i corsi cosa hanno bon, noi non vogliamo mica rivoltarsi contro i dirigenti di modo generale, non domandiamo mica all'altri popoli di rivoltarsi, come più tardi avranno i francesi, posto che i francesi hanno fatto una rivoluzione che ci lia a portare all'altri popoli di noi. No, i corsi dicono no, noi è un problema con Genova. Mica con i re, mica con i dirigenti di modo generale. Abbiamo un problema con Genova, perché Genova, infatti, è una prudenza tirannica. Dunque, si sono appoggiati per la sua dimostrazione, non da Santo Tommaso d'Aquino, che era una reverenza veramente importante per la Chiesa Cattolica, ma di modo generale per l'Europa. E hanno detto, seguendo Santo Tommaso e quelli che hanno scritto dopo Ello come Suarez, hanno detto, infatti abbiamo diritto di rivoltarci perché Genova è diventato una tirannia per andare all'estero d'esercizio. D'esercizio vuol dire che cosa digeremo o pensare di Santo Tommaso, l'uomo ha il diritto di rivoltarsi contro un principe, sia un principe che è un tiranno d'usurpazione. Usurpazione vuol dire che non ha nessun titolo al principio, che pia il potere con la violenza. Questo non era mica tutto affatto un caso, infatti. Anche i corsi hanno cercato quantunque sviluppare su mezzo, ma non tenia mica troppo a strada per dirla all'estero. Ma dopo c'era la tirannia d'esercizio, che vuol dire che al principio, dunque, i genuesi avevano un titolo, ma come si sono comportati male, sono diventati tirani. E che allora sarà stato giustificato dai corsi di modo, diremo, mica religioso, ma di modo laico. Diceranno che i genuesi non hanno mica dato a Corsica un'amministrazione di giustizia e che dunque la vendetta si spartia in ogni luogo e era un vero scompianto. Dicevano che i genuesi non avevano mica portato l'educazione in Corsica e che era un dovere. Ciò che gli dicevano i corsi è un dovere di un Stato genuese. Hanno detto che i genuesi hanno piato imposti dismisurati per rapporto alle possibilità, dunque a ricchezza che era poca di Corsica, e dunque hanno giustificato la sua rivolta di questa maniera qui. Allora, quelli che hanno fatto questa giustificazione erano assai educati, erano preti, ma mica unicamente preti, erano professori di facoltà, bella sicura in Italia, ma di noi in Spagna. E grandi università spagnole come Salamanca, come Valladolid, come Alcalá. E dunque questi preti erano di noi, come lo si dicerebbe, di una parola che mi garba poco, ma oggi si dicerebbero intellettuali. Dunque, erano gente che avevano i mezzi intellettuali di dare una spiegazione, una giustificazione a questa rivolta. E come l'ho detto, non vogliamo mica che la rivolta sia di modo generale contro tutti i re d'Europa, perché allora non ci vogliamo mica mettersi tutto il mondo a collo. Allora hanno detto, noi abbiamo un problema con Genova, ma con altri non ce n'è mica. In particolare si indirizzano da giustificazione in 1958, si indirizzano al re di Francia e dicono
Ma poi siete veramente un delizio di francesi, siete un re come lo Giole, siete cercate la felicità di vostri popoli. Dunque di appena una maniera di dire, guardate, noi non volevamo mica storie con voi, non volevamo mica storie con l'altro re, non volevamo mica storie con... Abbiamo un problema con la Repubblica di Genova e con l'affare. Allora, tutto questo è da sviluppare e poi momentato ad aggiungere, per andare all'estero, perché dopo scambieremo, non voglio mica essere troppo preciso in tutte le tappe, che permettono di giungere a un momento che Paoli ha diventato un capo di Stato di Corsica indipendente, dunque nel 1755. Paoli ha dunque diventato un uomo importante dell'Europa di Lumi a questo momento qui, perché ha finalmente in un piccolo paese a un mezzo di un Mediterraneo occidentale, un paese povero, cioè Dila, ha fatto un'esperienza magnifica, e dunque un'esperienza magnifica quando si tratta di l'istituzione, a maniera di funzionare dello Stato, perché è qualcosa di assai avanzato, si sa, avremo democrazia moderna, si può dire, e poi di noi, come l'ha detto Caponenzo, di noi una contribuzione teorica, e questo è qualcosa di importante. Allora, Paoli, come va? E si da appoggiare finalmente tre fonti, si può dire, tre fonti che sono il diritto naturale. Allora, il diritto naturale è una scuola classica che esistia senza che lo giungissi, che lo voltessi in Corsica, che è finalmente un vilo che li seguivano i religionari corsi di poi il principio, il diritto naturale e, come la duetta, a giustificazione piada in detto Tommaso d'Aquino, dunque, che è una parte, una pista dunque che ha seguito Paoli, che ha rinviato a quelli che erano passati in Enzo. C'era un Cosoabo in Enzo, che era un generale di nazione. Dunque, infatti, è stato allevato in questa ambienza qui e in questa scuola classica, religiosa, assai, bella sicura. La seconda fonte, dunque, di Paoli sarà la tradizione italiana, machiavelliana. Machiavelli, allora, Machiavelli, si pensa a un principe che ha appena qualcosa di... C'è oggi una maniera spesso caricaturale di vedere Machiavelli. Machiavelli, quando si dice di chi sia che è machiavellien, non è mica un complimento, bella sicura. Ma Machiavelli è di noi un grande autore di scienze politiche, dunque, e è di noi un grande repubblicano. Ha scritto il principe, ma ha scritto di noi i discorsi, a prima dega di Tito Livio, dunque discorsi sopra la prima dega di Tito Livio. Per dire in italiano, posto che scriveva bella sicura in italiano. E dunque... cosa ha fatto esattamente di importante per la Corsica, diremo, in lei con la Corsica Machiavelli? Machiavelli è quello che ha teorizzato il repubblicanismo classico italiano. Il repubblicanismo classico italiano è qualcosa di importante assai. Ci sono oggi cercatori di un mondo sano che lavorano in questo affare qui. Questo è Machiavelli. Allora, cosa è il repubblicanismo classico italiano? È una dimarca che è nata al XII secolo, dunque era un pezzo, dunque du centro e du nord dell'Italia, comune che si pesano contro l'imperatore e che costituiscono repubbliche. E repubbliche sono comuni che a momento vogliono organizzarsi in repubblica.
Allora, sul repubblicanismo, durante parecchi secoli, ad essere è stata perfezionata. E dunque, al XVII secolo, Machiavelli è quello che dava a teoria di tutto questo. E i corsi conoscevano finalmente conoscevano dunque queste comune repubbliche, posto che avevano avuto a scombattere con Pisa, a scombattere di modo assai pacifico, perché Pisa non era mica, ma era una comune di questa tradizione qui. E poi c'era Genova. Genova era di noi una repubblica classica italiana. Allora, anche se Genova è una nemica, ma quantunque Paolo ad arrivare assai a ciò che hanno fatto i genovesi, ma senza dirla, bella sicura. Dunque, qui è di noi una fonte di un repubblicanismo di Paoli. E poi, a terza fonte, sono i lumi, bella sicura. I lumi, perché Paoli è un nome di lumi, è stato allevato in Napoli, è stato allevato a avuto come maestro veramente un peso importante di lumi italiani, di illuminismo, anche di genovesi, Antonio Genovesi, anche un mica genovese, che è napolitano. Dunque, ad avere l'insegnamento di genovesi e se non cerchiamo appena più lontano, genovesi aveva come maestro Giambattista Vico. Giambattista Vico è conosciuto assai, genovesi l'università francese è conosciuto poco, in Italia è conosciuto assai. Ma Giambattista Vico è conosciuto anche all'università francese perché è stato tradotto da Michelet ed è veramente un autore importante assai. Dunque, infatti, Vico è piuttosto un pre-illuminismo, che ha approntato dunque, l'illuminismo, e Vico è stato un maestro di Paoli. È un nemico non importa quale, un maestro di Paoli. Dunque, bella sicura che per Paoli i lumi hanno essere di noi una fonte. Dunque, tre fonti. Il diritto naturale, una scuola religiosa che esisteva in Corsica a sua presa di potere, dopo la tradizione di Machiavelli, il repubblicanismo classico italiano, e poi infine i lumi italiani. Bella sicura, mica i lumi francesi a questo momento qui, dopo le dirà Montesquieu, ma a questo momento qui i lumi sono i lumi italiani, bella sicura, perché la Corsica è in suo mondo culturale qui, un nemico di un mondo culturale francese a questo momento qui. Ma bella sicura, i lumi di un mondo in cui gli autori sono in contatto, in relazione, scrivono, si leggono. Dunque, bella sicura che dopo Paoli avrà conoscenza di autori francesi, inglesi e di altri paesi d'Europa. Allora, tutto questo è bello e buono, ma non ci dice mica ciò che l'ha portato veramente Paoli, a storia delle idee politiche, che finalmente tre fonti sono idee che esistevano e che l'ha rivelato, ma ha fatto una repubblica, perché ha fatto una repubblica assai più perfezionata che quelle di Nenzo. Allora ha fatto una repubblica, anche se lo si chiama Regno di Corsica. Perché non si chiama mica repubblica? Perché per i corsi di l'epica la repubblica era Genova, dunque un nemico. Dunque Paoli ha fatto una repubblica, ma senza di repubblica. Il Regno di Corsica era una repubblica, bella sicura. Era una repubblica e era una repubblica che si scriveva in un quadro di Agadena, di repubbliche, che parte dall'antichità, di Roma,
e poi chi giunge sino a qua, repubbliche odinche, passando per le repubbliche italiane di un centro e di un nord dell'Italia, un repubblicanismo classico. Dunque, lui aveva una repubblica assai influenzata da un repubblicanismo classico e anche assai influenzata da Genova. Ma ad apportare ogni pochi di affari completamente nuovi e che sono tutto fatto importanti. Allora, ad avere, a differenza di Genova e per intero di Venezia, che erano repubbliche patriziane, vuol dire di nobili, e lui aveva una repubblica democratica, e questo è comunque un passo importante. Non è più una repubblica patriziana, ma è una repubblica democratica, e non volerà mai fare un ordine d'aristocrazia, riguserà perché a proposta è stata fatta, e anche dai corsi, ma lui volerà e dice l'ugualità politica è qualcosa di magnifico, importante, dunque ad essere un quadro democratico. Altro elemento importante assai, l'educazione come un potere, come un dovere di un Stato. Allora, qui ci pare tutto fatto, oggi ci pare logica. Oggi si assicura che l'educazione è un dovere di un Stato, di tutti gli Stati. Ma all'epoca l'educazione era piuttosto a religione, a Chiesa, che organizzava l'educazione. E dunque una repubblica come la Repubblica di Paoli, che ha creato un'università, la nostra università, che è stata rilanciata finalmente un tanto, ha creato un'università, che è qualcosa veramente di importante, il fatto di dire, ma l'educazione non ci vuole mica lasciarla a Chiesa, l'educazione è un dovere di un Stato, e pensa che è un dovere di uno Stato. E poi, dopo, c'è qualcosa di importante assai, la politica religiosa di Paoli, di la sua Repubblica. La politica religiosa, sapete, siamo a metà del XVIII secolo. Allora, affari che ci parlano a noi, è fatto normale, non erano mica normali all'epoca. Adolescenza religiosa, per indetto. Adolescenza è anche di più. Adolescenza vuol dire, non siete mica di stessa religione che noi, ma un bidu memo mica. Siete qui, potete stare, adolescenza di qui, di un bi massacremo mica. Ma lui è andato assai più lontano, perché Paoli, e sappiamo perché c'è un avvenimento importante che si è conosciuto sotto il nome di un giudeo dell'Isola Rossa, l'affare di un giudeo dell'Isola Rossa. Cosa è l'affare di un giudeo dell'Isola Rossa? Paoli aveva pensato che sarebbe vecchio ogni poco di giudei di Livorno venissero in Corsica per lanciare il commercio. Sapete che i corsi sono tanto regalati per il commercio, mancava. C'ho due parentesi. E dunque all'epoca non era mica, diceremo, il nostro dominio di predilezione. E vuole accogliere ogni poco di giudei. E ce n'è uno che giunge e chi aveva domandato un momento il diritto di Uda. Allora, ma qui in questo paese qui si oda, altro si uda mica, altro in Europa si uda mica, erano re di legge divino, di diritto divino, e dunque si uda, ma in Corsica si uda a questo momento qui. E abbiamo anche ebrei a parte degli anni 60 che li buttavano all'urna di modo segreto, dunque abbiamo i processi verbali, dunque è qualcosa che è accertato.
allora cosa dice su giudeo? Dice, ma io non sono mica cristiano, non sono mica cattolico, sono di un'altra confessione, cristiano in corso vuol dire un uomo, dunque era un cristiano, non come un giudeo, per noi, perché quando noi diciamo un cristiano in lingua corsa non vuole mica dire unicamente quello di religione cristiana, di un uomo, un cristiano. Ello era un uomo, un cristiano, ma non era mica di religione cristiana e cattolica. Dunque lui capiva che c'era potesse un problema. O se no, non avrebbe domandato nulla, no, ha detto, posso udare mica, sono straniero e non sono mica cattolico. Allora, in Balagna l'amministrazione di Baoli si domandava appena come fa questo affare qui, questo caso. Ma di qui, di un brausidello, è venuto a aiutarci a fare affari di noi, perché faceva gli affari, ma ad aiutare, ma non è mica cristiano. E poi allora hanno domandato a Paoli direttamente, così erano tranquilli, hanno domandato al capo di Stato, cosa abbiamo con questo giudeo che vuole aiutare in Balagna, in Isola Rossa? E dunque Paoli ha da rispondere, in Corsica a libertà un domandamico uso avviso all'Inquisizione e dunque se si tratta di un uomo onesto, installato in un territorio di una nazione, ha il diritto di udare. E questo, se volete, a Bro, perché tutto questo è ufficiale. Allora, qui è qualcosa che ci pare naturale, per la sicura, a noi. O mi dice secolo qui, ma al XVIII secolo non aveva nulla di naturale. E cioè avete la maniera che erano trattati i giudei altro. Per elli non aveva mica il diritto di udare, non era nulla, per rapport a ciò per rapport alla sua situazione vera. Allora, la politica religiosa non è mica unicamente questo. La politica religiosa di Paoli di noi non accetta mica a 10 s'occupessi di l'affare di governo, dunque di una specie di laicità. Dunque la spiccanza tra da una parte l'affari religiosi, a 10, e dall'altro canto l'affari politici e quelli del governo. Allora, qui è finalmente una laicità. Allora non è mica laicità come quella da Oa, come quella che noi conosciamo a Oa, ma è una laicità che è veramente in lo spirito di Illumi, posto che la laicità in tutti i paesi d'Europa viene da l'epoca di Illumi. Ed è per questo che la laicità attuale in Italia non è mica la stessa che la laicità attuale in Francia. In Francia si tratta di la laicità di combatto. Non avete mica che in Italia avete dei crocifissi, delle camere d'ospedale, in delle sale di scuole e anche dentro ai tribunali. Bella sicura che in Francia non è mica un caso, e manco in Corsica. Ma di un certo punto di vista, possiamo arrivare a questo punto se vi interessa, ma la laicità corsa da pratica non parlo mica in due dritto. In due dritto la laicità corsa è la laicità francese, ve l'assicuro. Ma in da pratica la laicità corsa si vede per indetto questa città da Iaccio, per la Madonuccia, durante la messa, un mere da Iaccio, in la sua qualità di mere cui sono aggiunti, che vanno a rinnovare, dunque un gesto di anziani, magnifici anziani, che hanno dato a città a Vergine di misericordia. E un mere che è un mere di una repubblica di laicità di combatto, che lo andessi durante la messa fa di qualcosa che non è mica completamente in linea con la dottrina parigina. Avete capito ciò che voglio dire? È lo stesso affare per la Sant'Iseo l'indomani, quando avete tutti gli eletti che li credessero mica, ma
ma ci sono tutti, ma perché face parte di nostra laicità perché, bella sicura che quelli che sono eletti per una mica domandare o brede ciò che la nava e ciò che la decide, ma di noi, la laicità non è mica in Corsica qualcosa che è completamente, diceremmo, in privato. C'è di noi, la religione, di noi in pubblico. Allora, tutto che per dire che quando noi parliamo di ciò che ha fatto Paoli e parliamo di noi, di ciò che noi siamo oggi, perché fermano certi affari. Allora la laicità di Paoli è che di la spiccanza tra d'una parte il politico e di l'altro la religione. E non è mica di più. E al momento che lo faccio qui, scrive a Papa per dire a Corsica, a Ubiege, desse in un gremio di a Santa Chiesa cattolica romana, e scrive qui, e domanda anche che il Papa gli mandasse un visitore apostolico, e la da ottane. Dunque, qui di lui si vede che la laicità di Paolo è un'emica di schertà o fatto religioso. Un'emica laicità di convenzione francese dopo, ciò che sarà dopo a laicità a modo parigino di stepica, di XVIII secolo. Dunque, Paoli ecco la sua politica religiosa di una laicità tranquilla, senza volontà di cacciare il fatto religioso. E poi in Giraello, ai ebrei, i suoi consigli sono comunque Salvini, o Guelfucci, che sono preti di noi, ma non è mica la sua qualità di preti che gli danno consigli, ma è veramente un governo indipendente, completamente indipendente di Adia. Allora, per dire due parole ciò che lui dice di nuovo in un sistema di Paoli, un sistema politico di Paoli. Ribiemo unicamente sei pilari manoscritti di un preambolo della Costituzione di 1755. Un preambolo, 6 pilari manoscritti, poco. E poi vede 4 meraviglie in 6 pilari. Allora, a dialetti, in corso va a traduzione perché me la sicura sapete che non è mica scritto in corso all'epica, ma in italiano, per non c'è mica coscienza linguistica corsa all'epica, all'epica per Paoli la lingua di nazione è di italiano, di toscano. Allora, a dieta generale di un popolo di Corsica, legittimamente padrone di lo stesso, convocata da un generale secondo le modalità stabilite in la città di Gorti il 16, 17, 18 di novembre di 1755 e avendo riconquistato la sua libertà, dunque il popolo di Corsica, avendo riconquistato la sua libertà e volendo dà al suo governo una forma durevole e costante, sottomettendolo a una Costituzione capace di assicurare la felicità della nazione. 6 pilari manoscritti, ciò che ho detto. Allora, è qui un'idea importante che è la Costituzione, diciamo. Ma la Costituzione è un senso moderno. I giuristi di un mondo sano oggi considerano che la Costituzione moderna è un scritto che si impone anche al governo. Anche al governo. E qui, finalmente, il criterio della Costituzione moderna si impone a tutti, anche al governo e anche, per parlare di qui, anche a Paoli. Paoli è sottomesso lo stesso alla Costituzione. E questo è veramente questo è un elemento magnifico e importante perché, a questo momento qui, una Costituzione a un senso moderno, non ce n'è tanto. Secondo
secondo elemento che è assai importante in questo preambolo, la nozione di nazione ha un senso moderno d'orna. Allora, bella sicura, la parola nazione esistia all'epoca, ma voleva dire la nazione era l'insieme di nativi di un territorio o l'insieme di originari di un territorio. Si dice la nation picarde, no. A parte da il XVIII secolo, la parola nazione abbia un altro senso, e questo si passa al XVIII secolo. E la nazione diventa l'operatrice di un destino comune, di una nazione politica. La nazione politica e dunque di a strafare. Allora, al momento che i corsi hanno impiegato la parola nazione di questa maniera qui, sono belli pochi a farla. Forse anche i primi. Ma ricordo che Marcel Conche, che era un filosofo di più grandi di sua generazione in Francia, che conosceva Corsica, diceva che questo concetto di nazione moderno era stato inventato in Corsica, e lo diceva così. Bon, ci vorrebbe verificare di modo più preciso, ma ciò che è sicuro è che la prima volta che le dite che nazione in questo senso qui, è in 31, mica all'epoca di Paoli, assai innanzi, in 31. In un processo verbale di ideologici durezza. Dunque, vuol dire che a Corsica così è piuttosto in avanzo, assai in avanzo. Secondo elemento è dunque nazione. Terzo elemento, il popolo di Corsica legittimamente padrone dello stesso, di sé medesimo, dunque in italiano. Che è semplicemente la riconoscenza di un diritto all'autodeterminazione, di un diritto alla libera determinazione dei popoli. Ma che è un'idea che finalmente non sarà veramente dichiarata di modo pubblico a un livello internazionale, che ha un principio di un XX secolo. Qui siamo a metà di XVIII secolo. E poi ancora che oggi questo principio di un diritto di popoli all'autodeterminazione si sa che in un mondo sano non è mica piegato come l'ugiole, si sa, parecchie volte ci sono i problemi, ma in tutti i casi, se voi andate per indetto non internet, non una magnifica enciclopedia che è universalis, e che a Birigomondo, che è veramente seria. Sono i più grandi specialisti che scrivono tutti i soggetti. Ma se voi andate all'articolo autodétermination, potete leggere la première fois que cette notion a été mise en avant, mica le parole esatte, ma di che a progresso, la première fois que cette idée a été développée, c'est durant les révolutions américaines et françaises. Bon, ma che è fatto? Bon, di modo generale, universalis è serio, ma che è un sbaglio? A prima volta che c'è una dichiarazione tale di in 55 in Corsica, 1755 in Corsica, vale a dire assai innanzi la rivoluzione francese e anche la rivoluzione americana. Dunque, che è un elemento che trovate torna in sei filari. E poi, quarto elemento, magnifico, straordinario, è il diritto alla felicità, la felicità di una nazione. Allora, il diritto alla felicità, si potrebbe pensare che di un affare qui, cioè essere felice è meglio di essere felice che di essere castigato, me la sicura. No, ma non è mica qui. Il diritto di una Costituzione, il diritto alla felicità, qui è la prima volta. E poi dopo, ritroverete gli stessi in una dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti in 1776 e poi ritroverete in una Costituzione di una trentina
di stati americani, mica la Costituzione federale di 1787, mica questa, non ne parla mica, ma una trentina di stati americani l'hanno nella sua Costituzione. Allora, dopo durante tutto il XIX secolo, tutta una giurisprudenza, non da fare. Vuole dire che qualcosa di giuridico, non è mica un'affermazione così, in l'aria, cioè essere felici, e è normale che lo Stato faccia gli sforzi. No, gli americani hanno detto, al secolo seguente, hanno detto no, ma che ha conseguenze giuridiche. E mi ricordo in particolare di un arresto di a Corte Superiore di California che dice no, ma che vuole dire qualcosa di importante e ci sono le conseguenze, ci devono essere conseguenze giuridiche. Allora ritroverete l'idea dopo in parecchie costituzioni del mondo. In Francia, durante la rivoluzione, ma di dopo. Ritroverete in parecchie costituzioni e la più conosciuta, sapete, è quella di Bhutan, perché elli sono andati assai lontano. Bhutan è un piccolo paese, ma Bhutan hanno rimpiazzato il BNB da bonheur national brut. Bonheur national brut. Dunque, e non è mica una fantasia, non è mica una magaglia, non è mica no, perché oggi l'ONU si interessa assai a ciò che lo fa a Bhutan per rapporto a questo, perché elli hanno piato assai avanti, non a suo punto di poi parecchi decenni. Dunque, qui non siamo mica al XXI secolo, qui siamo al XVIII secolo. A felicità di una nazione di un preambolo costituzionale, allora che è la prima volta. Ma è veramente la prima volta, non siamo mica noi che abbiamo. È per indetto un professore di storia di Venezia, che ha fatto un libro in qui, Il diritto alla felicità, storia di un'idea. Dunque, si chiama Antonio Trampus, professore Trampus, dice di modo chiaro che a prima volta è la Corsica di questa Costituzione qui e che è la Corsica che ha inventato qui e questa idea assai importante. Dunque non siamo mica isolati di là. Allora, ecco ciò che voi trovate. Ecco ciò che è questo repubblicanesimo corso inventato dai corsi. Paoli ha fatto assai perché, ma parecchi affari erano già previsti che lo pigliesse il potere Paoli. Dunque, ma che è la Corsica del XVIII secolo? Dunque, capite che ciò che abbiamo considerato durante anni e anni, sino agli anni 80, 90, e oggi all'Università di Corsica lavoriamo in questo affare. E non consideriamo più che ciò che l'ha fatto Paoli, ciò che l'ha fatto la Corsica libica, di mettere in pratica gli illumi inventati dall'altri, ma che la Corsica ha inventato di noi di illumi. Ci sono illumi corsi. Allora, ve l'assicuro, non abbiamo mica inventato tutto. No, e non ce l'è mica credere, noi non siamo mica biligui di un mondo, ma abbiamo portato una contribuzione che direi importante. Allora, qui siamo un aiaccio, allora Napoleone. Dunque ne finisce il radio con Napoleone. Napoleone, finalmente, per parecchia gente da Marinlà, sarebbe appena troppo violente per essere veramente francese, ha fatto assai guerre, ma sarebbe troppo grande per essere corso. Allora, finalmente, ci sono numerosi dall'altra onda di un mare che non vogliono più a Napoleone, perché ha fatto le guerre, ma non vogliono mica lasciarlo ai corsi, perché dicono, ma corsi, allora, finalmente un rapporto tra Napoleone e la Corsica. Si sa che è nato in aiaccio, che si sa, e non può mica dire il contrario.
Dunque tutti quelli che hanno scritto durante secoli non a Napoleone, hanno sempre cominciato con un piccolo capitolo per dire a sua zitellina in Ajaccio, a sua nascita, a sua zitellina, a sua mamma Letizia che era appena arancica, che faceva... e poi dopo a grotta, a paragola, dunque si piattava perché era un appena salvatico, perché era un sitello appena strano. Tutto questo, non ha nessuna importanza infatti, non ha nessuna importanza. Ma nimmo non si pone la questione di sapere come a Corsica aveva potuto influenzare il suo comportamento di capo di Stato e di imperatore. Fine. Napoleone non è mica unicamente nato in Ajaccio, non è mica nato per caso qui, non è mica, no. Napoleone è nato in Ajaccio, faceva parte di una famiglia nazionale, vicina di Paoli, il suo abu era vicinissimo di Paoli. E dunque, a sua zitellina e a sua gioventù, politicamente di Corsica, non è mica Francia. Se vuole dire Jean Tullard, che diceremo di Papa, di studi di Napoleone in Francia, professore a Sorbonne, di quello che Jean Tullard, di più conosciuti di storici, Napoleone. E cosa scrive? Scrive, à l'âge de 20 ans, Napoléon n'est que corse. À l'âge de 20 ans, Napoléon n'est que corse. Dopo adesso sta a fare. Dopo a Toulon, dopo quando ha cominciato finalmente a questa carriera che si è sviluppata davanti a lui, sarà un altro affare, ma jusqu'à l'âge de 20 ans. E a politica, non l'ha mica imparato dopo, a politica, l'ha imparato nessuno. Ha messo la sua famiglia. Allora di Ebera che ha passato 6 tempo fuori, di l'età di 10 anni, ma rivenia. E poi ciò che l'ha inteso in Deello è fermato nel suo spirito. Allora, come è che durante secoli tutti questi storici assai competenti, perché ci sono assai competenti, e poi ce n'è un bello pacchetto, sapete, si dice che ci sono più libri scritti ci sono più libri che i libri scritti in Napoleone, finalmente non c'è un personaggio che ne ha avuto di più di Gesù Cristo. Sarebbe il secondo. Dunque, e si dice di noi che il numero di libri scritti in Napoleone è più importante che il numero di giorni di poi a sua morte. Allora vuol dire che fa una biblioteca in Napoleone, ci vorrebbe un bello casale. Eppure, se non è tanto, non si domandava, ma quantunque, era corso. Dunque, può darsi che nella sua politica c'era Corsica di noi. Allora, noi lavoriamo assai anche in questo affare, nel quadro di un programma Paolo Napoleon, la politica religiosa di Napoleone. La politica religiosa di Napoleone è veramente la laicità di Paoli. Vuole dire una laicità, Napoleone non è mica città, che adiegia, sia sovrana nel suo governo, bella sicura, e poi si sa chi è stato anche duro con il Baba di Libica, anche se il Baba dopo di essere bravo con lui dopo la fine, malgrado tutto, ma l'ha fatto un cogliote. Ma Napoleone non vuole mica scartare la religione, non è mica la posizione di Napoleone nella religione, non è mica quella di una convenzione, nanzo. La convenzione era veramente, diceremo, di scartare il fatto religioso. E Napoleone ha designato un concordato con il Baba. Ma allora il concordato dice che la religione cattolica è la religione della grande maggiorità di francesi. Gli dite questo concordato. Dunque, questo è interessante perché vuol dire che finalmente il vecchio principio che lo c'era in Europa, che il popolo seguitava la religione di un capo di Stato e di un re, era così all'epoca, finalmente non è mica così. Finalmente per Napoleone, lui è cattolico, ma non è mica quella la giustificazione. La giustificazione è di la religione della grande maggiorità dei francesi.
Dunque, quindi, allora, a tempo una spiccanza tra il politico e il religioso e di noi una volontà di mantenere la religione cattolica, che di veramente ha lo stesso filo e quello di Paoli. La politica giudea di Napoleone, allora è conosciuta assai. Vi posso dire che se voi andate al consistoire in Parigi, quando c'è una grande festa, e voi dite che vi siete corso, vi parlano di Napoleone, perché sa ricordano chi Napoleone è quello che ha voluto integrare i giudei allo Stato, esattamente ciò che l'ha fatto Paoli. Ho contato non sull'affare di un giudeo dell'Isola Rossa, ma Napoleone aveva esattamente lo stesso affare, una volontà di integrazione di giudei allo Stato francese. Dunque la sua politica giudea è la stessa, è quella di Paoli. La sua politica educativa, c'è un bello scritto che potete trovare ancora su internet, scritto da Jacques-Olivier Boudon, che è un professore specialista di Napoleone a Sorbonne, di noi, e ha fatto un articolo nota Napoleone, organizzatore dell'università francese. E finalmente, se volete dire questo articolo, vedrete che è esattamente il filo di Paoli. Esattamente il filo di Paoli non ha l'importanza dell'educazione e il dovere di un Stato per organizzare l'educazione. Il costituzionalismo, perché Napoleone di Beraghi ha fatto un regime assai forte e duro e autoritario, ma ci sono le costituzioni, senatus consult. E se voi guardate queste costituzioni ritrovate anche il diritto alla felicità. C'è. Allora si vorrebbe parlare di un senso di propaganda di noi, di Napoleone, che finalmente è esattamente ciò che l'ha fatto Paoli. Paoli ha veramente a sua disposizione una stampa terribile contro i genuesi. E a un momento dato scrive a un amicaello, Paoli scrive: se tu vedi a guerra che la face a nostra stampa a Genova, che vuol dire che finalmente la comunicazione è un'arma di guerra per Paoli e per Napoleone. È conosciuto assai il bulletin della Grande Armée. Il bulletin della Grande Armée che conta assai bugie di noi, bella sicura. D'altronde, dopo c'è stata un'espressione francese, un'espressione proverbiale, che dice menteur come un bulletin. Bene da il bulletin della Grande Armée di Napoleone. Conta le bugie, bella sicura, ma questa è propaganda. Ma la propaganda di Napoleone, può darsi che ha ritenuto qualcosa. Allora dopo c'è per me qualcosa di assai più serio e più profondo, e a dire comunque dell'immaginario storico e politico di Napoleone. Allora, se voi trovate un scritto, un credo che lo sia su internet, sarebbe bene, ma di un scritto di all'età di 20 anni, sapete, Napoleone ha cercato a fare letteratura, creazione letteraria. Non era mica troppo uso a fare, di un punto di vista letterario, non è mica veramente un tercano a questo momento qui, ma aveva parecchi affari, aveva scritti che sono conosciuti come Clisson e Eugénie, le souper de Beaucaire, ma aveva una novella si chiama Nouvelle Corse in francese, Nouvelle Corse. Alors, Nouvelle Corse, all'età di 20 anni, Jean Tullard, Napoléon n'est que Corse, il est Corse et il est anti-français parce qu'il reproche aux Français d'avoir conquis la Corse. Il y a che voi trovate in questa novella. Cosa è questa novella? Nouvelle Corse. È una affare appena di scemo, voglio dire francamente. A sua storia di un vecchio patriotto corso, dopo a Bontenò, ha fatto la guerra, e poi a guerra persa, se ne ha e si ritrova dunque in esilio all'isola di Agorgona. Allora, l'isola di Agorgona, se mica sapete ciò che lì, c'è un piccolo scoglio in faccia a un Gabicurso, l'isola di Agorgona. E si ritrova qui e dice, questo patriotto corso, quando se ne va, dice: je fuyais ce pays où des tigres régnaient. Les tigres sono i francesi.
Allora, questo è un scritto di Napoleone, che è un scritto veramente antifrancese, ma oggi non si penserebbe manco a scrivere affari così. Allora vi spiego, cosa fa questo vecchio patriotto corso qua là? Ha fatto il giuramento di tombare tutti i francesi che scalerebbero in questo isolotto di Agorgona. Di tombarli. Allora, quando c'è un battello cioè d'impesta, un battello che si ritrova in perdizione in questa isola, la prima cosa che lui fa è questo vecchio patriotto di portare soccorso all'uomo. Dunque, dopo domanda, quando sono in quell'isola, dopo aver portato soccorso, domanda, ma cosa è la vostra nazionalità? E quando gli dicono, siamo francesi, non siamo francesi, i tomba. E dunque Napoleone Bonaparte scrive, nous les sauvâmes comme hommes, nous les tuâmes comme français. Bon, allora, vi dico, a questo momento qui forse era assai contrariato e anche un po' appena depressivo, da ciò che noi capiamo. Bon, è una specie di massacro alla tronçonneuse ciò che lui scrive, perché non è mica unicamente di questa decisione, di chi dopo avvace, Bon, avvace ve la sicura di una vinzione, l'avete capita, ma di una vinzione gli esce il capo di Napoleone all'età di 20 anni. Ma ciò che è più interessante, perché questo è l'odio per quelli che hanno conquistato il suo paese, ma ciò che è più interessante è la maniera che lui ha Napoleone di dipingere la giunta dell'armata francese in Corsica, i paesi che sono mangiati da un fuoco, i isolati che vengono e che si ne pigliano all'eone di noi. E tutto questo ritrovate nella letteratura di nobili savelli che è veramente un vicino assai di Paoli, un cugino di Paoli, un grande autore che ha scritto un scritto magnifico, è un testo magnifico in latino, è un'epopea latina, si chiama Virne Maurice, e dunque e lo di noi tratta di questa periodo qui, di guerra e di conquista francese di Corsica. E ritrovate infatti in Napoleone esattamente lo stesso immaginario politico e storico che in dei nobili savelli che è un paolista, ma allora completo, di chi sia che è stato alleato accanto a Paoli, che è andato all'Università di Paoli, che ha fatto parte dell'amministrazione di Paoli e ha fatto guerra con Paoli. Dunque, e questo autore qui scrive qualcosa e Napoleone scrive lo stesso affare e senza aver letto, perché ricerche che abbiamo fatto facendo vedere che un po' mica è letto nobili savelli. Dunque vuol dire che in uso capo allo stesso immaginario, l'immaginario nazionale corso di l'epica di i paolisti, ecco l'alea stretta tra Napoleone e Paoli. Allora, ecco ciò che voglio dire e io vorrei aggiustare che ho fatto da avvicinare queste due figure qui, Paolo e Napoleone, è un'idea appena strana, era un'idea appena strana di 10 anni fa, è stata criticata assai, anche da nazionalisti corsi, che dicevano, ma è un scandalo come un nostro abo di Abadria, come... sapete che negli anni 60 e 70, quando il nazionalismo corso si è installato in un paesaggio, come sempre a un momento di un conflitto, aveva bisogno di affari appena, diremmo, aveva bisogno di un pensiero semplificante per parlare come Edgar Morin. Sapete, quando c'è un conflitto non siamo mica da pensare un pensiero complesso, non siamo mica da pensare, siamo solo di affari di modo semplice, per cercare a convincere e a intrenare gente. E dunque era facile di Paoli, l'eroe, Napoleone, il traidore. Era facile. E finalmente di un vilo è stato eseguitato dai nostri. E non dico mica che, la sicura ci sono i rimproveri a fare Napoleone. Da mandato Morin, che è stato veramente un assassino. E finalmente
l'ha mica condannato, anche se l'ha scritto ogni pochi di lettere, c'è una critica assai dura contro Murano, ma finalmente l'ha mica scartato. Dunque ci sono rimproveri a fare Napoleone. Ma questi gusti fanno parte della nostra storia, con gli altri. Ci sono altri personaggi assai importanti, interessanti, e lavoriamo con questi personaggi nel quadro di un programma Paolo e Napoleone, come Pozzo di Borgo, di un personaggio interessante assai, e conosciuto perché è stato un nemico di Napoleone, mica perché è stato ambasciatore di Russia, perché l'ambasciatore di Russia, tutto il mondo si è scordato di quali erano al XVIII secolo, no, al XIX secolo, ma Gaffori, Giafferi, tutti questi personaggi qui sono importanti assai, Maria Gentile, l'Antigone Corsa, questi sono personaggi magnifici e facendo parte tutti di ciò che noi siamo oggi, facendo parte tutti di ciò che noi siamo oggi. Allora, forse che il movimento nazionalista ha avuto bisogno in un momento dato di un romanzo nazionale e non l'abbiamo anche da contestare, ciò che hanno fatto i più vecchi, ma l'abbiamo ancora contestato perché era forse una necessità all'epoca. E poi tutto il mondo l'ha fatto così. Sapete, la storia tutto il mondo si ne dio appena. Ma oggi, chi è oggi? Il nazionalismo corso non è mica lì di tutti i corsi, ma è installato nel paesaggio, di modo generale è installato. Non ha mica bisogno di questo, non ha mica bisogno di questa maniera semplificante di presentare l'affare. Possiamo oggi avere un sguardo più complesso nella nostra storia. E oggi noi siamo brutti di tutto questo. Non siamo mica unicamente brutti di ciò che ha fatto Paoli. In Corsica ci sono altre memorie. Allora, c'è l'interpretazione storica di un movimento nazionale corso, chi mette in davanti Paoli e il suo percorso. E lo sparto, sono nazionalista, lo sparto. Ma ci sono altre interpretazioni storiche. C'è un'interpretazione storica pro-francese, in particolare Ange Rover, di assai, non a Subuntu, a Tiu, certe urte. Sarebbe interessante ciò che lui fa come lavoro, se non era mica eccessivo come lui, perché non è mica, diremmo, di una logica di dialogo, non è mica, ma in tutti i casi è sempre interessante di lavorare e l'interpretazione pro-francese, per sicuro, ha il diritto di girare in un paesaggio, è normale, ma ci sono altre memorie. C'è la memoria genuese in Bonifacio, in Bastia, e famiglie d'origine genuese che oggi ricominciano a rivendicare a sua origine genuese. Non era mica caso negli anni 70 perché era più difficile, perché i genuesi erano tutti... La storia è più complessa, i genuesi non erano mica unicamente gente che hanno perseguitato i corsi, non è mica unicamente questo, e poi i corsi che erano con i genuesi erano numerosi assai. Dunque, questa memoria qui è legittima di noi in Corsica. In Cargese c'è una memoria greca, e si sa che i greci non erano mica troppo di settimana con un movimento nazionale al XVIII secolo, sapete? Sono stati protetti da Marbeuf e tutto. Ma oggi c'è sempre la memoria greca in Cargese. C'è anche in Corsica, in certe famiglie, una memoria madrista, di Madra. Allora Madra, bella sicura, che quelli che erano discendenti di Madra, e poi Cinè, con Aiaccio, Cinè, perché Ello ha avuto discendenti di Madra in linea diretta. E questi gusti, non la diciamo mica troppo perché, è bella sicura, sempre a lettura semplificante, dirà d'un canto Paoli che ha vinto la guerra civile. Allora, è bella sicura aveva vinto, dunque era Ello l'eroe, ma i madristi dunque erano i traidori di noi. Che lettura semplificante, perché a un principio Madra aveva il diritto di partecipare al governo, di pensarla di tutta maniera. C'è vissuto una guerra civile a morte di Madra finalmente perché Paoli piesse il controllo della rivoluzione, ma si potrebbe riflettere ciò che all'altre possibilità di l'epoca, oggi a Capofresco,
a Capuvrescu, perché di che i matristi sono traidori, matristi ci dicono a moglie dunque di Gianpedro Gafori, che di noi un eroe di rivoluzione. Dunque, allora, oggi chi oggi? Non è più tempo di scrivere un romanzo nazionale che va sempre nello stesso senso e che finalmente riviene a spiccare i corsi. Quando dico a spiccare i corsi, è a spiccare i corsi. Durante anni e anni, in Bastia, le Boulevard Paoli, in Corti, le Cour Paoli, in Ajaccio, Cour Napoleone. E durante anni e anni non c'era mica un busto di Paoli, non c'era mica. Non era mica possibile. In Bastia c'era una statua di Napoleone, ma c'era, ma che non era mica troppo interessante per la Corsica, che i corsi hanno bisogno di essere uniti, mica di essere spiccati, soprattutto di essere spiccati per affari che sono passati 200 anni o 300 anni innanzi. Penso che l'avvicinamento simbolico che noi cerchiamo di fare oggi, penso che ha un senso per la Corsica da ora. E penso che non scrive mica un romanzo nazionale, come a una certa epoca in Francia, le Lavis. La France est belle parce que le Seigneur l'a faite belle et puis elle est grande parce que l'histoire l'a faite grande. Oui. Bon, forse ne hanno bisogno per mandare gente alla guerra, ma oggi non siamo mica qui, noi non abbiamo mica bisogno di un romanzo nazionale. E un immaginario storico, polifonico, mette tutte queste memorie in dialogo, in contrasto, discute, anche con i storici e quelli che non sono mica storici, di discute, di dire, ma io penso che oggi si può fare in modo sereno, non abbiamo mica bisogno di un romanzo nazionale, e io dico che oggi abbiamo bisogno di lavorare in tutti questi personaggi, tutti questi fatti storici, perché sono quelli che ci hanno fatto come noi siamo qui, in una nostra diversità, ma di noi, in una nostra unità, che siamo tutti corsi a ringraziarvi. Allora, di sicuro, noi con le religioni eravamo da retto scritto di certi come Gian Giacomo Gregoria, a noi la storia della Corsica e ci ha marcato assai. Conosciamo mica all'epoca Bartoli, Arrighi, che avevano scritto tanta Paoli di sicuro, e c'era un romanzo, è vero, ma all'estero siamo sortiti del suo romanzo e abbiamo cercato essere piuttosto da retto un storiano che si chiama Aguilon, che diceva la storia nemica univoca e equivoca. Vuol dire che c'è sempre a cercare, a capire, a pigliare tutti i pretesi, tutti i punti di vista. Non era mica semplice, cioè di lavorare anche perché all'epoca ogni volta che mi parlavi in corso, e ti piglio il caso quando tu parli tu in corso, cioè di lavorare che c'era Leone che diceva cioè mica a parlare a lingua presto e a fare di casa, parlando della storia della Corsica, e meglio a dirla in corso. E qui diciamo, è un'affare straordinaria di senti parlare della storia in lingua corsa. E per un detto, quando siamo in Ajaccio, di sicuro, quando abbiamo Letizia, che noi a Ajacino, poi mica di Letizia, facciamo la sopulatura, per pigliare un esempio, diciamo, noi di noi, per rapportare certe storie, a conosciamo mica bene, a conosciamo male, e c'è sempre il suo lavoro, come tu dici, a fare e a prolungare.
è vero che noi abbiamo sempre avuto su intimo, quando sentivo parlare male di Tino Rosso, per pigliare un trovato culturale, allora che è la cultura corsa, noi l'abbiamo vissuto così, quando c'erano certi cantatori così, che cantano di una maniera acina, per pigliare esempi, la cultura corsa, e non era mica bene di ricusare e di mettere da canto di quelli che erano sempre arrivati a diverse della lingua e della cultura corsa. E per ripigliare e stretti da Iaci a fare di statue, a fare così, abbiamo garuggio il rito, la rue Bonaparte, quando si vede che c'è la statua di Paolo, che c'è a casa di Napoleone, quando Paolo stesso è giunto in maggio 1791 e che è andato in ciò che chiamano all'epoca al Palazzo Pubblico, che è l'anziana Meria, vuol dire che c'era qualcosa di studente, c'è una placca una stretta che rammenta, è vero che dimostra che non c'era mica un opposto, come tu dici, al contrario, Giuseppe Bonaparte era tutto allegro di pensare che un uomo della dimensione di Paolo ha potuto marciare a stretta Iacina e che ha potuto essere accanto e vicina a famiglia Bonaparte come erano in corte, per pigliare altri esempi. Allora, di noi, per rapporto a queste case native, non le sono nati, dopo sono diventati musei, che la si in Aiac, che la si in Gerusalemme è diventato di noi a Cappella, qualcosa di corso, quando parliamo della cultura corsa, istinto, si vede bene a questo punto qui, ci riflette a questa dimensione culturale che francamente non c'è mica differenza tra un Napoleone e un Pasquale Paolo a Sinologia. E c'è parecchio a fare a riflettere. A me mi piace assai di questa vicinanza, di metterla così e di far lavorare soprattutto la gioventù, che i giovani scolari e tutti, l'università di noi, si accappano a questo punto e mi piace assai. Vi ringrazio. Ringraziavi. Sapete, semplicemente un punto, alla fine di Azoida, Paoli, parlando di Napoleone, alla fine di Azoida, e dice finalmente anche assai che c'è stato quello che ha vindicato la Corsica. Ha vindicato la Corsica. Comunque, vuole dire che finalmente oggi di ricusare o fatto di mettere... finalmente di arrivare a una lettura semplificante di tipo Napoleone, di un traidore, tutto quello. Napoleone ha fatto affari con cui amica fa, forse che non se lo cerchiamo, forse che Paolo di noi ha fatto un po' di affari, può darsi, quando lo si legge le lettere, sono paulisti come tutti i nazionalisti, ma non c'è mica unicamente affari che ci piacciono. Quando lo dici a un amicaello, ma tu sei capace a spiccare questo paese in due, perché come li fa all'uso Machiavelli, ma quindi l'interpretazione di Machiavelli, l'interpretazione dura e cattiva di spiccare e fa credere a uno che ce la fa così, ma farai il contrario. Tutto questo, se volete, sono lettere di Paolo di noi, che facciano vedere di noi un aspetto di un personaggio pubblico, come tutti i personaggi pubblici, c'è ovvero, quando lo dice, il y a une part d'ombre, un'amica torto, il problema di l'eccesso, di voler vedere tutto nero, perché è un nemico caso. Paolo è stato un grande capo di Stato per la Corsica, e a Corsica non puoi mica sperare avere un capo di Stato come questo qui. E di per la Libica era sicuramente, penso, mi studierebbe l'Uginesia un altro a Libica per fare ciò che l'ha fatto quello. E poi di un uomo, con i suoi difetti e le sue qualità. E Napoleone ha fatto assai affari goffi, l'ha fatto, ma di noi oggi faccia parte di ciò che noi siamo.
E dunque è importante di lavorare e di lavorare di modo sereno, non è mica per glorificare a uno o all'altro, è per lavorare. E dunque montuato se alla fine di Asovida Paoli dice di Napoleone, beh, anche se io c'è stato quello perché così ha vindicato a Corsica, ma di quantunque oggi di ricusa credi sarebbe essere più paulista che Paoli, no, si può mica essere più paulista che Paoli e on ne peut pas être più royaliste che loro non più. Ecco, dunque oggi a Cristiano non è mica di celebrare, di glorificare, non è mica questo, a Cristiano di lavorare, di riflettere insieme non da un'epica che ha fatto ciò che noi siamo, che ha avuto un'influenza diretta non da ciò che noi siamo oggi. E questo è importante, di farlo di modo sereno, tranquillo, e ciò che noi cerchiamo di fare, all'università in particolare. 10 secondi. Quando c'è stato l'affare dell'Aquarius in Corsica, 2018, mi penso a un affare quando Paoli, dopo terrore, domandava contro i girondini, diceva, ma che venissero in Corsica tutti i rifugiati francesi, l'accogliamo. Un po' lo stesso spirito. E poi, per rapporto all'Aquarius, c'è qualcosa di più diretto di che quando c'era un battello anche musulmano, dunque tunisiano, non te gusto di Corsica che aveva un problema, i marinai erano accolti e erano l'ordine di Paoli e si sa che quantunque i musulmani all'epoca, quantunque c'erano quantunque i problemi con quelli che venivano di paesi, dunque Paoli ha avuto una dimarca umanista che corrisponde di noi a qualcosa che ce la riflette di noi che ce le possa continuare. E per questo che l'Aquarius penso che a Corsica si è ingrandata, posto di Asola che ha detto ciò che l'ha detto, quando le Bouches-du-Rhône, perché Ouattello è da passare davanti alle Bouches-du-Rhône, davanti all'Occitanie, davanti a Valence, e Nîmes di Gianonda, né Muselier, né Carole Delgado, né Nîmes. Bon, a Corsica ha detto, bon, quantunque se niente qui, forse un amore innanzi di giungere in Valence, ci dovrebbe fare qualcosa per salvarli, a un porto. E che penso che è uno spirito di Paoli e uno spirito di Corsica più largamente, mi pare. Bon, allora, domanda all'organizzatore, bon, penso che abbiamo fatto giro di questione per stasera. Allora mi fermo a ringraziare assai, a ringraziare bella sicura gli organizzatori, a municipalità d'Ajaccio, i leletti erano presenti e la gente che hanno lavorato e che continuano a lavorare per questa piccola manifestazione, e a ringraziare a quelli che sono giunti a scambiare, a sentire ciò che ha detto, non è mica verità, non è mica come ciò che si dice a cattedrale accanto. Qui, di un mio parere, sono le nostre proposte di continuare questa riflessione tra di noi e per continuare a riflettere non da ciò che noi siamo stati e a riflettere non da ciò che noi vogliamo essere domani. Penso che queste due riflessioni sono leate, ciò che noi siamo stati, ciò che noi siamo e ciò che mai essere. Non siamo mica obbligati a essere come l'antenati, perché non saremo mai come l'antenati. Non saremo mica meglio, saremo sfarenti e non ci vogliamo mica cercare di essere come elli. Ma c'è un'idea generale, un spirito che è nostro, un spirito corso, e cioè cerca a mantenerlo di una maniera o l'altra e bella sicura senza ricusare modernità, con modernità, ma di noi questo spirito che è nostro, che faccia di noi un popolo mica meglio che l'altro, non siamo mica meglio che l'altro, ma siamo sfarenti e questa sfarenza faccia ciò che noi siamo e ciò che noi vogliamo stare. Per la più parte di noi ciò che noi vogliamo stare, di una certa maniera,
vogliamo mica cambiare la nostra maniera di partecipare al mondo, vogliamo essere in un mondo di oggi, mica voltare in tempi antichi, in tutto non era mica ci sono chi credono, un mito di l'età d'oro, crede che all'epoca tutto era meglio. Bon, se vuole dire per indetto i testi literari di un principio del XX secolo, è stato importante per la letteratura corsa, io lavoro con gli studenti, non questa letteratura di la prima metà del XX secolo. Dunque, allora si legge a ogni pagina io a lorosi antenati, Oyenti, gli antenati erano come noi, c'era di tutto, c'erano gente valorose, è vero, ma c'erano dei biacchi, c'erano torti, e c'erano gente astude, e c'erano imbecilli, e noi non siamo mica meglio, non siamo mica peggio, e ce la cercare a tenere ciò che c'è di meglio in ciò che noi siamo per domani, e forse abbandonare ciò che c'è di peggio di noi, perché ci sono affari che non mica di noi, e ciò che noi vogliamo fare tutti insieme, è cercare di fare che la corsa di domani sia più bella che quella di oggi. E non siamo forse mica tutti d'accordo in questa maniera, ma non è uno scopo sì, mi pare. A ringraziarvi assai, e poi a presto, penso, a Belgi.